Bambini, in classe. Ragazzi, allora ci fate a quello che vogliamo Andiamo fuori, è meglio. Aspettiamo mezzogiorno. Andiamo. Ragazzi, ma lei io? Sono brutto scemo. È vera questa cosa? Andiamo a giocare. Non ne parliamo più, dai, andiamo. Aio. Ragazzi, ma che succede? No, ma sei impazzito? A quanto pare in questa classe tutto il tempo speso a lavorare non è servito a farvi comprendere quanto abbiamo detto in questi mesi. Ragazzi, oggi sono un po' delusa dall'atteggiamento di alcuni di voi. Scusi, posso andare in bagno? Valerio, siamo appena rientrati e già devi andare in bagno? Puoi aspettare almeno la fine dell'appello? Grazie. Scusi maestro, posso andare in bagno? Non ce la faccio più. Ragazzi, ma che vi è preso stamattina? Andiamo, Carlo, certo che puoi andare in bagno. Ragazzi, che nessuno si alzi dal proprio posto. Eccola. Noto con disappunto che sono le 9 del mattino e ne sono già successe di tutti i colori. Ragazzi, in questi mesi abbiamo discusso a lungo su quanto il nostro atteggiamento possa fare veramente la differenza e su quanto sia fondamentale compiere azioni che portino al bene. E non il bene soltanto per se stessi, ma un bene per tutti. Un bene collettivo. Tutti vogliamo essere liberi. Ma per essere liberi, prima di tutto bisogna essere onesti gli uni con gli altri e leali. Dobbiamo compiere il nostro dovere, qualunque esso sia, compierlo fino in fondo. Ecco, il vostro dovere di oggi era farmi un tema, adesso facciamo l'appello e poi verifichiamo chi di voi ha fatto il proprio dovere. Vito Schifano. Presente. Rocco Di Cillo. Presenti. Antonio Montinaro. Presenti. Agostino Catalano. Presenti. Emanuela Loi. Presenti. Vincenzo Limuri. Presenti. Walter Eddi Cupina. Claudio Traina. Presente. Francesca Morvillo. Presente. Paolo Borsellino. Presente. Giovanni Falcone.